Crack Popolari Venete, torna davanti alla Commissione Banche la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con il direttore generale Angelo Apponi, chiamate in causa dopo le dichiarazioni rese sempre in Commissione da Banca Italia. Oggetto ancora una volta chi doveva vigilare, come si è vigilato sulla vicenda Popolari. Consob che parte all'attacco, incalzata anche dalle domande di chiarimento dei senatori, e lancia il siluro. Consob non ricevette nessuna informazione da parte di Banca Italia sul prezzo delle azioni di Banca Popolare di Vicenza al termine dell'ispezione nel 2008. Immediata la reazione delle associazioni di risparmiatori e azionisti. È il gioco delle tre carte, no? Di chi è la colpa, vai a trovarla. E la realtà è che noi l'abbiamo sempre saputo che gli organi di controllo non hanno controllato, se no non saremmo arrivati a questa situazione. Se nessuna informazione era arrivata a Consob da Banca Italia sulla gestione, diciamo così, allegra di BPV, su Veneto Banca, al contrario, l'Istituto di Credito Centrale non segnalò problemi in vista dell'aumento di capitale del 2013 ed anzi, Apponi, consultando le carte, ricorda che l'operazione venne definita strumentale a obiettivi previsti dal piano per effettuare eventuali acquisizioni coerenti con il modello strategico della banca, salvaguardando, legge, liquidità e solidità. Sappiamo poi, aggiungiamo noi, come è andata a finire. Il direttore di Consob ha quindi precisato di non avere informazioni da Banca Italia sugli aumenti di Popolare di Vicenza nel 2001, 2008 e 2015, mentre nel 2017 è arrivata una sanzione di BCE su BPV. Continuano le audizioni, ma le associazioni di azionisti risparmiatori attaccano anche la Commissione Rea di aver secretato i nomi dei grandi debitori. Ci sono probabilmente dei nomi delle situazioni che è meglio che la gente non sappia. Intanto oggi le associazioni puntano all'approvazione in Commissione Bilancio dell'emendamento alla legge finanziaria. Noi chiediamo allo Stato che faccia solo un anticipo di cassa.